Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Parliamo di ultraciclismo. Siamo in collegamento con Stefano Semenzato, campione della categoria. Innanzitutto Stefano, buonasera e grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito. Buonasera Beatrice, buonasera a tutti e grazie a lei per questo invito. Grazie a lei ovviamente. Stefano, per chi non lo sapesse, è reduce da un importante evento, si chiama Italy Divide, è partito verso fine aprile da Pompei con arrivo a Rovereto, ma ci dice di più lo stesso Stefano. Innanzitutto, com'è andata in questo evento, in che cosa è consistito e non dimentichiamoci, tra tanti candidati, tra partecipanti, pardon, lei si è classificato secondo assoluto. Sì, esattamente. Allora, l'Italy Divide è un evento, come diceva lei prima, con partenza da Pompei, si andava a scalare subito il Vesuvio e dopo si andavano a attraversare alcune delle città più importanti, tra cui Roma, e Napoli prima, Roma, Bologna e Verona. L'arrivo era a Torbole, vicino a Rovereto, un piccolo paesetto sul lago di Garda a nord. Aveva una lunghezza di 1250 km per oltre 20.000 metri di dislivello. Era quasi totalmente off-road e bikepacking. Questo significa che bisognava caricarsi tutto il materiale di cui si aveva bisogno durante la gara sulle borse, quindi all'incirca ogni partecipante aveva una bici di circa 30 kg. Si poteva correre sia in gravel, questa nuova disciplina che ultimamente è esplosa negli ultimi anni, sia alcuni partecipanti hanno scelto di correre in mountain bike. Vedeva dei sentieri molto molto tecnici, con salite e discese molto impegnative, per questo motivo forse la scelta della mountain bike era più adatta, ma non per come l'ho corsa io, conclusa in 4 giorni e 10 ore circa. Ecco, per praticare questo tipo di disciplina, che non per niente si chiama ultraciclismo e non solo ciclismo, che tipo di allenamento ci vuole? Allora, io mi alleno 6 volte a settimana e suddivido l'allenamento tra sedute in palestra e ovviamente sedute in bici. Durante la settimana più o meno svolgo 4 ore in palestra e le restanti più o meno 3-4 ore al giorno le dedico al ciclismo subito dopo lavoro, mentre nel weekend, che il tempo è più lungo, posso fare anche degli allenamenti più lunghi di 8-10 ore. Mentre nell'avvicinamento alla gara avviene la sospensione della palestra appunto per far riposare la parte alta della muscolatura e mi concentro solo ed esclusivamente sulla bicicletta. Oltre a questo, ogni giorno svolgo un'ora di stretching di seduta per l'allungamento muscolare. Sicuramente un grande impegno a livello non solo fisico, ma anche ci vuole moltissima passione, immaginiamo, per praticare questo sport. Sì, dico sempre che gran parte della disciplina si concentra su un 80-90% lo fa la testa e il restante 10-20% lo fa il fisico, quindi su questo tipo di sport avviene prima bisogna mettere la testa e dopo bisogna mettere le gambe. Quali sono i suoi prossimi impegni, agonistici di questa stagione sportiva, di quest'anno se vogliamo? A luglio prenderò il via alla Nord Cape 4000, che è una gara che parte sempre da Rovereto, fatalità, questa volta in bici da strada, quindi non più in gravel, fino a Capo Nord. Sono oltre 4.000 km e 30.000 metri di slivello che cercherò di concludere in 12 giorni circa. Noi ci eravamo sentiti Stefano ribadisco anche a beneficio dei nostri ascoltatori, dei nostri spettatori, ancora qualche anno fa quando aveva qualche tempo abbracciato questa disciplina. Che cosa è cambiato nel frattempo? Sì, da quella volta lì sono passati 3 anni, era la mia prima race a Cross Italy, che sono partito con l'unico scopo di portarla a termine e ci sono riuscito per fortuna. Da lì poi è iniziata, diciamo, questa mia nuova carriera, ho completato diverse gare di ultracycling in questi anni, ottenendo anche ottimi risultati. Negli ultimi 2 anni
tutte le gare che ho fatto sono sempre riuscito a piazzarmi sul podio. Anche l'anno scorso ho concluso una gara in Belgio, secondo assoluto, una gara di 1200 km con oltre 20.000 metri di dislivello. Che Quindi, consigli prego. quindi sì, è cambiato molto e tantissimo lo fa l'esperienza su questo sport e questa disciplina, quindi man mano che le gare avanzeranno spero di fare sempre più esperienze e di ottenere sempre risultati migliori. E noi naturalmente glielo auguriamo. Che tipo di consigli darebbe a chi si vuole approcciare, o meglio, a chi vuole praticare questa disciplina? Beh, la prima cosa in assoluto è di divertirsi, perché quando si pedala bisogna divertirsi assolutamente. Non voglio creare, non ci devono essere tabelle, non ci devono essere allenamenti duri da fare subito, bisogna divertirsi con la bici, cercare di viaggiare, godersi il panorama, solo così secondo me si potrà amare questa disciplina per chilometri e chilometri e chilometri e dopo quando si inizierà a voler far gare e viaggiare anche durante la notte, lì diciamo che diventa un altro mondo perché non diventa più il sapore della scoperta, dato che di notte comunque i posti non si vedono, è tutto diverso e quindi all'inizio vi dico divertitevi, cercate di amare quello che fate e dopo pian piano vedrete che i chilometri aumenteranno sotto le vostre ruote e sarà sempre più bello fino a che decidiate un giorno di iscrivervi alla vostra prima gara o evento. E ultima cosa, ma non ultima in ordine di importanza, era abbastanza recente la notizia che lei è entrato a far parte del team dei testimonial di Fisosport a Terraglio. Come è avvenuta questa collaborazione? Sì, è avvenuta all'incirca 2 o 3 settimane fa, poco prima della gara, scusi, dell'evento dell'Italy Divide. È avvenuta perché io ho sempre utilizzato loro come appoggio per delle mie terapie e anche per soprattutto l'applicazione dei kinesio che vado ad utilizzare nelle gare di ultradistanza per sostenere soprattutto la muscolatura del collo. Nell'ultimo periodo ho cercato di una collaborazione con loro e sono stati subito molto entusiasti, visto che sono sempre alla ricerca di qualcosa di estremo, come per esempio Manolo Zecchini che fa MMA, oppure hanno anche alpinisti, comunque tutti sport a livello estremo. Quando ho presentato la mia candidatura sono stati subito entusiasti, vedendo quello che facevo e farò e quindi abbiamo sposato la causa comune e così. E quindi per averci parlato delle sue recenti imprese, di quelle future e anche di questa collaborazione, ringraziamo di cuore Stefano Semenzato, ultraciclista, per essere stato con noi. Grazie a lei, arrivederci e ciao a tutti.